Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Mercato, napoletano, come state oggi? Questo video serale, essendo che lo stavo preparando alle 21:47, uscirà alle 22, massimo 22:010, se qualcosa va assorto, tipo un video dall'ultima ora, un video perché stanno uscendo certe cose su Napoli, su Barcellona, su diversi club che era da portarvi. Allora, io partirei subito da Goretzka. Goretzka c'è della presa del Bayern Monaco, in scadenza quest'anno, se non sbaglio a giugno, ci stiamo avvicinando molto a giugno e ci sono molti club su di lui. In passato, scusate, in passato vi ho parlato di Napoli, Milan, ma quest'oggi arriva anche la notizia riguardante la Juventus che prova il colpo Goretzka a zero per la prossima estate. Poi palestra, sono uscite tramite Matteo Moretto e i vari Fabrizio Romano delle notizie su un possibile trasferimento di palestra al Barcellona. Io vi dico sì, c'è l'interesse del Barcellona, però c'è un interesse minimo del club spagnolo. Poi, prima di passare avanti, c'è un interesse molto minimo diciamo che sono stati avviati giusto i primi contatti, poi non si è fatto più niente, si è deciso per i due club, sia per l'Atalanta che per il Cagliari che per il Barcellona, di parlarne direttamente in estate. Poi Richard Rios, avviati i contatti tra River Plate, gioca a River Plate, ma non vi vorrei dire una scemità, ma non mi ricordo. Vabbè, si sono avviati i contatti tra il club dell'appartenenza e il Napoli, la SSC Napoli. Il club del giocatore chiede 40-45 milioni più bonus che dovrebbero arrivare a 50. Il Napoli offre circa 25 più 5 di bonus. Bisogna vedere le due parti come vogliono concludere. Poi in caso di una notizia riguardante sempre il Napoli, in caso di addio di Antonio Conte in nazionale, che potrebbe diventare il nuovo CT della nazionale. Candidati ci sono, oltre a Antonio Conte ci sono Inzaghi e anche Allegri. Vabbè, in caso di addio di Conte, il Napoli pensa a Thiago Motta. Per me, non si, se Conte se ne va, Thiago Motta non sa da proprio muovere la rossa cazzo, non ha da proprio finire per me, poi pensatela come volete. Per me sta questa Allegri, un Inzaghi, sì qua, però a Motta non piace proprio, sinceramente. Vabbè, poi Maripan, giocatore del River Plate, è scadenza. Cioè, scusate, Maripan è nel mirino del River Plate ed è in scadenza col Torino. Mi sono confuso un attimo. È in scadenza col Torino. E il River Plate sta provando l'assalto e dovrebbe scadere a novembre, se non sbaglio. Poi Napoli è su alla Jabejovic, Alebegovic, spero si dice così, il nome strano, bosniaco del Bayer classe 2007 del Bayer Leverkusen. Aiù, come è forte. Napoli inizia a chiamare e stanno circolando un po' di voci. Atletico Madrid su Ederson dell'Atalanta, però c'è un ostacolo. L'Atalanta chiede 50 milioni, l'Atletico chiede
35, cioè vuole spendere 40 milioni massimo, al momento ne vorrebbe spendere 30-35, però diciamo che loro vogliono chiudere entro i 40, però sarebbero contenti per qualcosa di meno. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, a giù.